Ciao a tutti amici, allora sono le 9:46 di questo sabato 28 giugno. Oggi torno per la seconda volta questa settimana su al Lago Rai e adesso vi mostro con chi sono in compagnia e intanto partiamo e vediamo cosa porteremo a casa quest'oggi. Eccolo qua, buon Ale che torna Ciao in escursione. ragazzi, siate fiduciosi, sarà una gran bella giornata. Sì, Ale è garanzia sempre di paesaggi e escursioni assai affascinanti. Vedrete, la pancia c'è Pace tutto c'è, ragazzi. la voglia c'è. Andiamo, quella sempre, non manca mai. No, andiamo, Bene. let's go. Andiamo. Come vedete intanto inforchiamo il sentiero 322 del SAT, poi vedete tutti gli altri itinerari alternativi, Passo Manghe ovviamente qui a ritroso. Intanto volevo informarvi che prima della Forcella, qua a destra c'è la cima di Val Solero, 2280 metri circa, qui appunto c'è la Forcella, qua su c'è il monte Zio Lera, 2480 metri di montagna. Ecco qua, dopo mezz'ora di tempo siamo alla Forcella del Frate. Questo tratto l'abbiamo letteralmente Divorato. È stato veramente bello, performante da subito per mettere un po' di benzina nelle gambe. Mentre la Val Calamento qui più avanti. Oh yes. Il panorama di 7 comuni sullo sfondo. Sono ragazzi, continuiamo su 322 per la Forcella in 40 minuti. Stiamo affrontando alcune centinaia di metri, un tratto abbastanza tecnico tra le rocce così, un po' a scivolo verso il basso. Ecco, adesso qui finalmente sembra essersi sistemato. Zio Lera. Mamma mia che roba, mamma mia che roba. Guardate, qui sotto c'è anche l'ultimo residuo di neve. Che panorama però. Signori, 322 per escursionisti esperti. Adesso ci porterà giù al lago delle Buse in una mezz'oretta. Il 361, lì sotto il lago delle Buse. Il lago sempre più vicino. Guardate che scarrellata di indicazioni. E la strada che abbiamo appena disceso.
Vedete, adesso siamo in pausa qui al lago delle Buse, per la precisione. Un giorno ci incammineremo appunto per il Passo Manghe, dove andremo a mangiare un boccone. Oh Ale, intanto, se mi dici due parole, guarda, riguardo l'escursione finora. Allora, è un'escursione secondo me che è stata breve ma intensa perché molto varia. Nel senso siamo saliti bene verso la Forcella Ziolera, poi abbiamo avuto anche dei tratti tecnici in falso piano, diciamo Mm. così, e per scendere poi da quel bellissimo sfasciume, sentiero abbastanza tecnico, dove abbiamo visto questo lago delle Buse, abbiamo deciso di fermarci qui e sostare un attimo, anche perché abbiamo sentito che giù fa molto molto Ah molto sì, caldo, quindi qui ai 2000 metri si sta fa veramente da freddo. Dio. Infatti ho sentito che giù sono già 32-33 gradi, erano le 11 di mattina prima quando ho letto queste notizie. Quindi noi approfittiamo Ecco, per ne fare qualche approfittiamo, oretta in sì, quota. poi qui del Passamanghe se ne può fare di ogni, insomma, quello Eh, che volete. sono una quantità di sentieri infiniti, Sì, possibilità. attrezzati, non Guardate che attrezzati. spettacolo.
Che spettacolo ragazzi, mamma mia. Appunto 2 escursioni nella stessa settimana, una meglio dell'altra veramente. No, un'ora 40 minuti. Oh cavolo. Il lago delle Buse, una carrellata sempre, il lago delle Stellune 3 ore. Ecco qua ragazzi l'Eterno. Adesso sono ancora peggio perché i soldi non sono più valore e non conosco. Una croce. Ecco qui siamo arrivati al Passo Manghe, vedete qua davanti il parcheggio. Tanto ragazzi siamo al rifugio Manghe, questi canedali che bontà. Guardate che roba Alessandro. Sarà divertente. Guarda che roba, qua spazzoliamo Vale, tutto, buon appetito spazzoliamo tutto senza ritegno. È arrivata anche la polenta, la luania, mamma mia che pranzo. Eccoci qua, dunque alle 14:15 dopo aver mangiato come pascià qui al rifugio Manghe, noi vi salutiamo. Io e Alessandro speriamo che l'escursione vi sia piaciuta. Le immagini sono eloquenti, Esatto, anche quelle del pranzo. quella del pranzo. E Jacopo è un mangione. Vero, purtroppo dopo l'escursione e soprattutto con le aree di montagna mi fa questo effetto. Ci vuole, ci sta. Ragazzi, Purtroppo faremo una serie in più in palestra. è vero. Bisognerebbe tornare a piedi adesso al ritorno. Comunque ecco, allora l'escursione ha rappresentato in 374 metri di dislivello, punto massimo 2300 metri e poco più, e punto più basso siamo scesi anche sotto i 2000 prima del rifugio, 2 orette di tempo in movimento. Comunque niente, vi risalutiamo, seguite anche Alessandro che mette sempre video stupendi anche in pianura, in collina, a differenza mia, e speriamo che anche i video col drone vi siano piaciuti e noi vi salutiamo e rimaniamo alla prossima. Ciao Ale.